Della vecchia mala del Brenta di Felice Maniero avevano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e soprattutto la capacità di condurre azioni efferate, oltre che diversi vecchi esponenti da poco usciti di prigione. La nuova mala del Brenta, riformata in questi anni ma già ramificata in diversi ambiti criminali, è stata sgominata da una vasta operazione dei carabinieri che si è svolta principalmente in provincia di Venezia e in seconda battuta nel Padovano. Le operazioni sono iniziate questa notte con un concentramento di forze di oltre 400 carabinieri. I concorsi sono ovviamente Arma Territoriale e ROS per quanto riguarda appunto l'attività di esecuzione, che sono stati supportati da unità specialistiche. Le operazioni di esecuzione portate a termine sono state di 25 persone in ordinanza di custodia cautelare, 7 gli arresti domiciliari e 7 persone con obbligo di firma. Tra le attività dell'associazione, spaccio di stupefacenti, rapine a mano armata anche di grosse somme in attività commerciali e abitazioni private, usura ed estorsioni che per operatori del trasporto acqueo del Tronchetto raggiungevano anche i 6.000 euro al mese. Per riaffermare il proprio prestigio nell'ambito criminale veneto, i vertici dell'organizzazione avrebbero pianificato azioni sia contro singoli criminali con i quali erano entrati in concorrenza che contro alcuni collaboratori di giustizia ritenuti responsabili delle proprie condanne per la loro affiliazione alla vecchia mala del Brenta. Sono invecchiati ma sono sempre molto pericolosi, una grande capacità di aggregazione, una grande capacità di riprendere usciti dal carcere, quelli che erano stati condannati per la mala del Brenta, di riprendere i rapporti soprattutto di spaccio e quindi di approvvigionamento di sostanza stupefacente anche dai paesi sudamericani e da riprendere in concreto l'attività delittuosa nei confronti dell'ambiente veneziano. Rispetto al passato l'organizzazione si distingueva per la presenza di diverse donne impegnate in ruoli attivi, soprattutto sul fronte del riciclaggio e nell'intestazione fittizia di beni. Il gruppo aveva iniziato a formarsi attorno al 2015, quando a nuove leve, tra cui un imprenditore del settore del trasporto turistico lagunare, si aggiungevano via via esponenti della frangia dei mestrini della Mala del Brenta, usciti dal carcere dopo lunghe detenzioni. Erano rientrati sul territorio provenienti dall'esecuzione di condanne o semplicemente a seguito di autorizzazioni e permessi dal regime carcerario, per cui con attività classica iniziata convenzionalmente, osservazione, pedinamento e intercettazione di questi soggetti, fino a documentare che riprendendo contatti sul territorio erano stati di fatto riattivati tutti quei collegamenti criminali utili a gestire nuovamente i classici traffici illeciti della loro precedente esperienza.